In seguito a quell'incidente che era avvenuto qualche giorno fa, quel trasporto eccezionale che aveva perso l'olio nel tratto di Romea che arriva prima del ponte sul Brenta, il cavalcavia di Brondolo praticamente, in quell'occasione era stato chiuso appunto quel tratto perché appunto c'era stata la necessità di pulire l'asfalto dall'olio e si erano create lunghe code, c'è stato disagio al traffico fino a tarda sera. In seguito a quell'evento risultò che quel trasporto eccezionale non aveva le necessarie autorizzazioni da parte di ANAS per passare il ponte, sia il ponte sul Traslagunare che quello sul Brenta che è oggetto di forti lavori, di importanti lavori di restauro. In seguito a quella segnalazione che abbiamo fatto noi abbiamo ricevuto più chiamate e ci hanno mostrato che i ponti che ci sono sul Traslagunare, in particolare il Trezze e l'altro, c'è proprio il divieto di passare con mezzi superiori a 44 tonnellate. Eppure ogni mattina al porto di Chioggia arrivano trasporti eccezionali che portano ognuno di loro almeno 100 tonnellate, quindi superano del doppio la capacità indicata dai cartelli che ci sono in questo momento. È chiaro che il nostro porto deve lavorare, però non si capisce come mai sia possibile questa situazione. La sala operativa di ANAS e di Mestre questa mattina ci ha detto che, da quel che risulta, i trasporti eccezionali è preclusa il passaggio sui ponti traslagunari. Però evidentemente non può essere così, perché altrimenti non è possibile che questi tutte le mattine non arrivino a portare facciano questi trasporti senza essere autorizzati. Ecco, aspetteremo di sapere meglio com'è questa situazione, intanto ve la segnaliamo come curiosità. Certamente il porto di Chioggia è importante che lavori, ma è anche altrettanto importante che i ponti non caschino. È stato convalidato stamane al Tribunale di Venezia il fermo di Samuel Zennaro, 19 anni appena compiuti, che venerdì sera è stato trovato dagli agenti della Polizia di Stato di Chioggia in possesso di 30 dosi di cocaina da 1 grammo ciascuna. Il capo di imputazione naturalmente di spaccio. Al giovane nell'abitazione di Sottomarina sono state sequestrate anche bustine in cellophane, bilancino di precisione e l'occorrente per confezionare le dosi. Ora Zennaro si trova gravato di obbligo di firma al locale commissariato di pubblica sicurezza in attesa della celebrazione del processo. Il giovane è giunto al tribunale accompagnato dalla madre, mentre anche il padre, anni fa, ha avuto dei precedenti per traffico di droga. Assieme a Zennaro, i poliziotti della squadra antidroga e dell'ufficio anticrimine hanno denunciato quale assuntore di stupefacenti anche uno degli acquirenti, coetaneo del ragazzo. È stata una serie di appostamenti a consentire la scoperta dello scambio e quindi la prova di una fiorente attività di smercio. Riporta il Gazzettino che Zennaro, il quale su Facebook si definisce caparozzolante e mantenuto da papà e mamma, oltre a vantare il proprio like ad alcune pagine che inneggiano alle droghe, dopo la conclusione delle scuole superiori non aveva in realtà altre fonti di reddito che giustificassero uno stile di vita abbastanza dispendioso, tra consumi personali, viaggi e feste after hours nei locali iesolani, se non appunto lo spaccio della cocaina, ed è stata anche questa circostanza a insospettire gli inquirenti. Sono terminati da qualche giorno i lavori di scavo del tratto d'ingresso al canale San Domenico, grazie alla collaborazione tra il comune di Chioggia e il provveditorato interregionale per le opere pubbliche, cioè l'ex magistrato alle acque. L'intervento è consistito nel dragaggio e nello scavo di sbancamento del materiale di diversa natura e consistenza e nella successiva rissagomatura del fondo per consentire il passaggio più agevole della flotta peschereccia verso il mercato ittico. Sono state anche riposizionate alcune briccole di ancoraggio, mentre i fanghi sono stati smaltiti, a cura del provveditorato, all'isola delle Tresse. Il costo complessivo dei lavori è stato di 120.000 euro, di cui l'80% a carico del GAC di Chioggia e Delta del Po e il restante 20%, ovvero 24.000 euro, di spettanza del comune. Commenta così l'assessore alla pesca Daniele Stecco. Da tempo i pescatori chiedevano di dragare il canale per agevolare le manovre delle imbarcazioni. Grazie al protocollo d'intesa è stato possibile realizzare il lavoro e rispondere concretamente alle esigenze degli operatori del settore.
Avrà luogo domani, martedì 29 ottobre, dalle ore 15:30 nell'Aula Magna di Palazzo Grassi in Chioggia, l'inaugurazione dell'anno accademico per l'Università Popolare intitolata Guido Oselladore e presieduta da Paolo Padoan. La cerimonia di apertura sarà seguita, dalle ore 17, da una conferenza introduttiva dell'opera La Sonnambula di Vincenzo Bellini, che verrà proiettata poi venerdì 29 novembre, sempre a Palazzo Grassi, in collaborazione col Teatro La Fenice di Venezia, a ingresso gratuito. I corsi, destinati alla formazione soprattutto continua della terza età, avranno luogo dal 5 novembre ogni martedì e venerdì all'ex scuola media Principe Amedeo in Calle Cesare Battisti.